Il Reggimento Genova Cavalleria, il più antico d'Italia, ha celebrato il 230° anniversario della leggendaria carica del Bricchetto. Dal 1947 l'unità è di stanza a Palmanova, consolidando un profondo legame storico con il Friuli Venezia Giulia. E infatti oggi è il 230° anniversario dei fatti del Bricchetto, allorché il Genova Cavalleria ricevette ben 2 medaglie d'oro per lo stesso fatto. Valori resi ancora più importanti nel cinquantennale del terremoto del Friuli. Oltre al valore militare, infatti, il reggimento si distingue per il costante supporto al territorio, dal soccorso durante l'Orcolat del 1976 fino alle attuali operazioni di sicurezza nazionale, protezione civile e missioni internazionali di pace. E oggi l'occasione di ricordarlo è anche di comprendere come il valore degli uomini e delle donne che oggi vestono una divisa e sono con lo stesso spirito di servizio a servizio appunto della propria comunità, e anche di ricordare il legame tra questo reparto di cavalleria, il più antico dell'esercito italiano, e il nostro territorio, e quindi la regione oggi volentieri testimonia questo ottimo rapporto che esiste con il Genova Cavalleria.